con Silvio Costenaro a commentare questa sconfitta per casalinga per 6-3 con Legas Vercelli, con Braganza che però ha saputo provarci fino in fondo, rientrando in partita a un certo punto, perché si è andati sotto sul 4-3 e lì qualche illusione era stato giusto nutrirla, Silvio. Sì, purtroppo però non si è materializzata, infatti dopo loro hanno fatto il 5-3 e dopo 6-3 e si è concluso così. Peccato perché avremmo avuto voglia di vincere, perché sono queste le partite che bisogna per forza vincere Qualche episodio che vi ha detto male, ad esempio il gol che hai sottolineato del 5-3 era venuto dopo che Marco Zanfi era riuscito a parare il tiro libero diretto per il 10° fallo e la palla è rimasta lì, eravate rientrati anche velocemente, ma purtroppo sul rimpallo è arrivato prima Cosimo Mattugini e ha messo dentro il 5-3. Poi qualche imprecisione in sede proprio di impostazione, qualche palla persa a metà pista che non bisogna, errori che non bisogna commettere al cospetto di una formazione rodata ed esperta come quella vercellese, no? No, esatto, cioè, arriviamo dal campionato di A2, quello dell'anno scorso, in A1, errori che magari in A2 ti erano permessi, quest'anno non sono più permessi perché i ritmi sono maggiori, il livello proprio anche di giocatori è molto più elevato e come ho detto te questi errori qua non bisogna commetterli perché sono gli errori che determinano le partite. Della tua prova cosa mi dici? Sei soddisfatto? Dove pensi di dover migliorare? No, beh, di sicuro c'è da migliorare, io in primis perché non, probabilmente sia a livello un attimo fisico che mentale che tattico devo lavorarci su. C'è il tempo per rimediare, c'è il tempo per lavorare e secondo me dovete assolutamente serrare i ranghi e darvi forza in spogliatoio perché comunque avete dimostrato che potete esserci. Ci sono stati dei frangenti di gara in cui siete stati assolutamente all'altezza del compito e dovete continuare e tenervi queste situazioni favorevoli che avete dimostrato, farle diventare prevalenti in quella che è la prestazione delle vostre partite. Mi raccomando, Esatto. forza, non mollare, Silvio. Buona Grazie. domenica, dai.